Il caos provocato dalle modifiche al superbonus si fa sentire anche nell'isola. 7.000 lavoratori del comparto edile rischiano nei prossimi giorni di dover fare i conti con la cassa integrazione e la perdita del lavoro, all'indomani del via libera del Consiglio dei Ministri allo stravolgimento del decreto sul superbonus che ha bloccato la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. Sui crediti edilizi incagliati la Sardegna si gioca almeno 3.100 posti di lavoro diretti, di cui 2.850 nelle medie e piccole imprese artigiane delle costruzioni, settore che subirebbe una contrazione del 9,1% della forza lavoro. Una situazione pesante che potrebbe ulteriormente aggravarsi nei confronti di un territorio come il nord dell'isola, già fortemente in difficoltà. Sono queste le stime elaborate dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna. Non è ammissibile penalizzare le imprese che hanno un'unica colpa, quella di aver utilizzato una norma realizzando interventi esattamente come previsti dalla normativa. Abbiamo applicato i prezzi regionali, abbiamo sopportato enormi oneri burocratici, senza contare poi che abbiamo affrontato 224 modifiche, una ogni 16 giorni. Secondo la Confederazione è necessario aumentare la capacità di assorbimento dei crediti da parte del sistema creditizio e ampliato l'arco temporale di utilizzo dei crediti in compensazione. Noi proponiamo di mantenere il regime di sconto in fattura cessione nei casi in cui, per esempio entro il 31 marzo 2023, venga redatto per iscritto chiaramente un contratto con una data certa dalla quale risulti l'impegno ad avviare i lavori entro un termine che sia abbastanza ravvicinato.